così il giudice dell'appello nel processo ai casalesi con l'aumento delle pene inflitte in primo grado. La reazione del sindaco, fenomeno insospettabile, restiamo in allerta. È arrivata nelle scorse ore la notizia che il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato la legge speciale per Venezia. In città esulta la maggioranza di centrodestra, mentre per il centro-sinistra l'importo è troppo basso. Si va verso l'ufficialità da parte del PD della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a presidente del Veneto. Ora la presentazione agli alleati del centro-sinistra. Continua a tenere banco il dibattito sulle nozze a Venezia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo la mobilitazione dei movimenti contrari nasce anche un comitato a favore dell'evento ospitato in laguna. Furti e spaccio di droghe. In appena 24 ore la Polizia di Stato ha arrestato 6 persone tra Mestre e Venezia. Per una ha già attivato il procedimento di espulsione dall'Italia. È giugno, ma a Jesolo ci sono tanti turisti come fosse già agosto. Dopo il pienone del 2 giugno, alberghi vicini al tutto esaurito per la festività del Corpus Domini. Un ospite su 2 arriva da Germania e Austria. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque a Eraclea era attiva un'associazione di stampo mafioso, durissima sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha comminato complessivamente pene per 256 anni di reclusione. Condanne per complessivi 265 anni di carcere, quasi 40 in più rispetto ai 216 del primo grado, e quell'aggravante data dall'articolo 416 bis del Codice Penale che riconosce lo stampo mafioso, escluso nella prima sentenza, all'associazione a delinquere che agiva ad Eraclea. È una sentenza dura, durissima, quella inflitta in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea. Innanzitutto nel peggioramento delle condanne dei principali esponenti dell'associazione. Luciano Donadio passa da 26 anni e 3 mesi a 30 anni di carcere, Raffaele Buonanno da 19 a 29 anni e 10 mesi, Antonio Pacifico da 7 anni e 11 mesi a 10 anni e 6 mesi, Antonio Buonanno da 14 a 19 anni e 3 mesi. Ma la sentenza è anche pesante nel dipingere un quadro di controllo del territorio composto da minacce e intimidazioni, spaccio di stupefacenti e traffico d'armi, rapine, estorsioni ed usura, e infine nel dire che sì, nel Veneto orientale c'era la mafia. Io credo che certi fenomeni si sviluppano proprio laddove il paese non dà sospetti. Cioè Eraclea non è mai stata calcolata da nessuno perché comunque è un paese che non si è sviluppato ancora, è un paese insospettabile, quindi probabilmente il terreno fertile almeno trova, non che ci siano dei fatti particolarmente gravi che succedono a Eraclea. Però la base può essere questa. Nel settembre 2020 Nadia Zanchini è diventata la prima donna sindaco di Eraclea, raccogliendo un comune travolto dall'inchiesta giudiziaria e commissariato dopo l'arresto con l'accusa di voto di scambio dell'allora sindaco Mirko Mestre, poi assolto sia in primo che in secondo grado. A maggio Nadia Zanchini, di professione avvocato, ha rivinto le elezioni con un ampio margine. E se si parla di infiltrazioni mafiose non è detto che operano nel territorio, non conoscono il confine, in questo caso del Piave, visto che abbiamo il fiume Piave. Naturalmente ci deve essere una sinergia un po' di tutte le forze, non solo politiche, o meglio, la politica fa, ma la sinergia la dobbiamo fare con la prefettura, con la procura, quindi la magistratura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio. È arrivata nelle scorse ore la notizia: il Consiglio dei Ministri ha rifinanziato la legge speciale per Venezia, esulta il centrodestra e il centrosinistra all'attacco. Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha rifinanziato con 23 milioni di euro la legge speciale per Venezia, risorse preziose che serviranno alla salvaguardia e al mantenimento della città. Lo ha deciso poche ore fa il Consiglio dei Ministri nell'ultima seduta a Palazzo Chigi. 23 milioni di euro che, sommati ai 5 milioni già arrivati lo scorso dicembre all'interno del patto di stabilità, fanno salire a 28 milioni di euro il totale dei fondi erogati per Venezia nel 2025. Anche la valutazione di questo dato però non mette tutti d'accordo. In Consiglio Comunale maggioranza e opposizione a Cafarsetti si dividono. Il sindaco Luigi Brugnaro ha ringraziato da parte sua la premier Giorgia Meloni, il vice premier Matteo Salvini e tutto il governo nelle sue pagine social per questo impegno, mentre Monica Sambo è partita all'attacco.
La segretaria del Partito Democratico a Venezia ha parlato di cifra nettamente insufficiente rispetto alle esigenze. L'importo erogato di 28 milioni di euro però è in linea con quello finanziato dai governi precedenti, annota Michele Zuin, assessore comunale al bilancio. Sono soldi importantissimi per Venezia, importantissimi soprattutto appunto per il centro storico, le isole, l'estuario, e che servono per andare avanti e portare avanti le opere di questa città così particolare e così importante. In totale sono 28 milioni per l'anno 2025, gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi anni di governo di centrosinistra, che hanno rifinanziato la legge speciale, e quindi andiamo in continuità. Sambo ribatte e attacca. Il sindaco è evidente che ha perso ogni credibilità a livello nazionale, dato che appunto inizialmente ne sono stati riconosciuti solo 5 milioni dal governo e adesso 23, ma sono assolutamente risorse insufficienti per la gestione di un patrimonio così inestimabile e così importante. Come Consiglio Comunale all'unanimità avevamo votato una mozione che chiedeva un impegno al governo di finanziare almeno 150 milioni di euro Venezia per la gestione di tutte le peculiarità, per la sua salvaguardia, per la residenza, per i servizi. Probabilmente è la solita storia, dipende da quale parte si guarda il bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. Al netto delle schermaglie preelettorali, ormai alle porte, altri 23 milioni di euro arrivano nella tesoreria comunale. Ancora politica con le elezioni regionali, perché si va verso l'ufficialità da parte del Partito Democratico della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a governatore, alla candidatura proprio di governatore del Veneto. Ora la presentazione agli alleati. Il PD ieri sera con la direzione regionale, con 58 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha dato mandato al segretario di perfezionare questo tipo di proposta che era emersa, cioè di andare a, diciamo così, attuare questo indirizzo di convergenza sul nome di Giovanni Manildo. Ormai manca solo l'imprimatur definitivo, ma la direzione del Partito Democratico ha messo il sigillo anche con i numeri al nome di Giovanni Manildo, quale candidato del centro-sinistra per le elezioni del prossimo presidente della Regione Veneto. Candidatura sulla quale si è lavorato mesi e che il segretario Tonella garantisce sia un nome di convergenza per una larga intesa del centro-sinistra. Nessuna bocciatura per la consigliera regionale Vanessa Camani, con la quale si continua a lavorare. La Vanessa è una dei nomi che è emerso dalle consultazioni territoriali, è una proposta che è stata valutata e nel mandato del segretario e nel dispositivo che è stato votato ieri in direzione la proposta di Manildo ovviamente è la principale, ma ci sono anche altri nomi che verranno valutati. Ora non resta che presentare il candidato a tutto il tavolo della coalizione di centrosinistra e trovare l'intesa definitiva, nonostante qualche bocciatura al nome dell'ex sindaco di Treviso fosse già arrivata da Verona e da qualche circolo padovano. La proposta di Manildo rende i Dem cittadini particolarmente orgogliosi, anche perché la scelta non è stata dettata da linee direzionali romane. Per noi del Partito Democratico di Treviso è motivo d'orgoglio. Un ultimo appunto, noi il candidato di centrosinistra lo scegliamo in Veneto e non ce lo facciamo scegliere a Roma nelle segrete stanze, nelle riunioni fra Tajani, Salvini e Meloni. Sul terzo mandato infine la questione sembra ormai chiusa, ma sono altri i problemi sui quali discutere, programmi per il futuro e progetti concreti per la regione. L'ipotesi del terzo mandato ormai non interessa più ai cittadini veneti, ma interessa solo ed esclusivamente a Luca Zaia, che forse ha bisogno di un lavoro dal prossimo novembre. Ci auspichiamo che d'ora in poi si cominci a parlare di liste d'attesa, di medici di base che non ci sono, di case di riposo dirette per le case di riposo e di ambiente, di cementificazione selvaggia del nostro territorio. Ecco, queste sono le cose che possono interessare i veneti. Continua a tenere banco il dibattito delle nozze a Venezia di Jeff Bezos. Dopo la mobilitazione dei movimenti contrari, ora nasce un comitato a favore dell'evento. Non c'è solo il fronte dei contrari a quello che a Venezia si è già guadagnato il titolo di matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Ryan Sanchez. Dopo le polemiche e l'azione dei contrari, che si è meritata anche l'attenzione oltreoceano del celebre quotidiano New York Times, coloro che sono invece a favore e vedono di buon occhio l'arrivo in laguna della coppia e scendono in campo.
Dopo il puntuale intervento anche di Don Gianni Antoniazzi, parroco della parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio a Carpenedo, in un articolo sul bollettino parrocchiale Lettera Aperta, in centro storico nasce a Venezia il comitato spontaneo Yes Venice Can, sì Venezia può, che mette insieme albergatori, negozianti e categorie economiche. A sostenere il comitato in prima fila l'Associazione Veneziana Albergatori con il suo vice direttore Daniele Minotto. Non è un problema reale quello che sta venendo discusso e portato all'attenzione del mondo, anzi è un momento di quasi più di invidia che non di reale criticità. Quando ci sarà la mostra del cinema avremo molti più yacht di quelli che verranno in questi giorni, che saranno alcune imbarcazioni sicuramente grandi, sono circa 200 ospiti, quindi per una città che ospita ogni giorno più di 100.000 persone non è sicuramente un problema. Il matrimonio porterà presenze in laguna di grande qualità. È un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità, quello che serve a evitare quell'immagine di città, di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. E questo davvero è l'inizio di un percorso nuovo che permette di migliorare quello che è l'impatto del turismo in città. Torniamo alla cronaca, furti e spaccio di droga. In appena 24 ore la Polizia di Stato ha arrestato 6 persone tra Mestre e Venezia. Per una ha già attivato il procedimento di espulsione dall'Italia. Tra Mestre e Venezia, la Polizia di Stato ha effettuato 6 arresti in appena 24 ore. All'alba del 20 giugno, avvisate da un allarme anti-intrusione, le volanti della questura sono intervenute in un negozio di Mestre, sorprendendo in flagranza di furto uno straniero che era entrato nell'esercizio commerciale infrangendo una finestra, per poi sottrarre soldi in contanti e alcuni alimenti. È stato arrestato e la rifurtiva interamente restituita ai proprietari. Nella serata, poi, i poliziotti e i militari dell'esercito italiano sono intervenuti a Mestre per un furto in corso. Questa volta ad essere sorpresi in flagranza di reato 3 uomini intenti ad asportare delle valigie da 2 auto in sosta. Dopo l'arresto nei loro confronti, il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio per 4 anni. Controlli del territorio anche a Venezia. Stanotte a Cannareggio la volante lagunare ha arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina divisa in dosi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È risultato irregolare in Italia e verrà accompagnato in un CPR per l'espulsione. Sempre nella giornata del 20 la polizia ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico di uno straniero emesso dalle autorità tedesche per reati contro il patrimonio. Agli Arzeroni, nella zona commerciale Terraglio Zelarino, giusto accanto ai Don Vecchi 5, 6 e 7 e al Centro Solidarietà Papa Francesco, la cerimonia che ha inaugurato ufficialmente il Don Vecchi 9, centro d'aiuto e ascolto eretto dalla Fondazione Carpinetum in 11 mesi di lavori. Al taglio del nastro ha preso parte tra gli altri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il nuovo padiglione ospita al piano terra 7 appartamenti per cittadini stranieri. Nel lato sud prende avvio un centro di ascolto in stretta collaborazione con la Caritas diocesana. Al primo piano la casa studentesca con 20 stanze doppie, spazi comuni come cucine, soggiorno, una lavanderia e biblioteche. Infine al secondo piano sono stati allestiti appartamenti e stanze destinati all'emergenza abitativa. È giugno, ma a Jesolo ci sono tanti turisti come se fosse già agosto. Un ottimo Corpus Domini che dimostra come il mese di giugno sia stato quest'anno un mese eccezionale, dovuto al tempo ma dovuto anche a un susseguirsi di festività che per il mercato primario nostro, quindi per l'Austria e la Germania, è sicuramente fondamentale. È un Corpus Domini da tutto esaurito quello che si registra a Jesolo. La terza delle festività care ai turisti di lingua tedesca fa registrare il 95% di occupazione media, con una tendenza al sold out in molte delle strutture ricettive alberghiere. Già il ponte del 2 giugno aveva fatto registrare un tasso di occupazione media del 95%, a Pentecoste era stato dell'86%. Col 29,7% di turisti tedeschi e il 22,2% di austriaci, in questi ultimi 10 giorni oltre un ospite su 2 degli alberghi arriva da Germania e Austria.
Ma quella attuale a Jesolo è anche un'estate segnata dall'arrivo delle cosiddette zone rosse per prevenire episodi di mala movida. L'associazione di categoria è sempre presente in quello che è il tema della sicurezza sulle nostre strade, sicurezza in mare, e questo determina la nostra volontà di dimostrare l'attenzione verso questa località. Ricordiamoci che è una località che fa 200.000 persone quando siamo nel pienone, e il pienone è in questo periodo, quindi la necessità di dimostrare tutta l'attenzione. Per il prosieguo della stagione il tasso di occupazione acquisito è leggermente sopra il 2024, più 0,3%, con un luglio in sensibile vantaggio, 70%, e un settembre in buon vantaggio, 41 contro 36. Ad aumentare lievemente anche la durata media del soggiorno. Ma quest'anno c'è anche una preoccupazione per il diffondersi di una pratica pericolosa. Il tuffarsi da un pontile può creare paralisi, può creare il fatto che ci si inferma per tutta la vita, e quindi sottolineo l'importanza di non tuffarsi dal pontile, per quanto sia bello guardare il mare dal pontile, per piacere non tuffatevi dal pontile. Si è conclusa la 53esima edizione del Festival Internazionale di Teatro della Biennale di Venezia, 13.000 le presenze di pubblico e Leone d'Argento a Ursina Lardi. Con il meritatissimo Leone d'Argento all'attrice svizzera Ursina Lardi è calato ufficialmente il sipario sulla 54esima edizione del Festival Internazionale di Teatro della Biennale di Venezia, diretto da William Dafoe. Grande successo del programma con 13.000 spettatori nelle varie giornate, e a sottolineare l'importanza e la centralità sempre più della Biennale di Venezia nel panorama culturale del nostro paese a livello internazionale, anche la presenza non prevista ma graditissima del Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, che ha consegnato lui stesso, con un fuori programma, il Leone d'Argento a Ursina Lardi. L'attrice ha ricevuto nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian un'autentica ovazione, soprattutto quando ha parlato del ruolo dell'arte e del teatro. Il ministro Giuli, legato da un affetto indicibile, per usare le parole dello stesso ministro, al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, ha voluto essere presente ancora una volta a Venezia, e in un'intervista esclusiva ai nostri microfoni ha detto: la trovo sempre desiderabilissima, infatti non riesco a star lontano da Venezia. Sono venuto per un fuori programma a trovare il presidente Pietrangelo Buttafuoco nel giorno della consegna del Leone d'Argento a Ursina Lardi. Che emozione è premiata, che significato ha premiata? Eravamo emozionati entrambi, perché io in genere non consegno premi di questo livello, e è stato bello, è stato significativo, incoraggiante per la cultura, per il teatro, per il cinema, per le arti in generale. Da Venezia speranze, auguri di pace e sempre attenzione da parte delle istituzioni e della politica italiana nei confronti della Biennale e delle arti in generale. Ecco la premiata. Per prima cosa è un grande onore, una grande sorpresa, un grande onore per me come attrice, per me come persona, ma rappresenta ancora un po' di più di solo questo. Per me rappresenta non solo una stima per il mio lavoro, ma la stima per l'arte in generale, per il teatro in generale. Venezia come città, se ci può dire cosa rappresenta per lei, se la conosce, cosa le piace di Venezia? Non è la prima volta che faccio parte della Biennale, ci sono stata già una volta, non sono sicura, ma 9-10 anni fa, e già lì siamo stati accolti proprio cordialmente, un bel posto. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.